tantissimi, natalizissimi, jingle bellissimi. Auguri ai simpatici e agli antipatici, invece no. Buone feste lunghissime e vacanzissime, rilassantissime. Tutte cose bellissime, ma costosissime. Come si fa? Uè Bruno, senti qua che ideona! Si potrebbe organizzare una cenona con il miele, coi germogli di bambù. No, il bambù mi torna su, che se lo mangi mio cugino Panda. O un sushi di salmone preso al volo nel torrente, come sai far bene tu. Il salmone lo mangio tutti i giorni, mi sta venendo le squame. Sono scomposto da sui monti, dove è pieno di torrenti che i salmoni saltano su. Ma non è il cibo che mi manca, mi volete tutto pelliccia e brufoli. Quello che mi manca è qualcosa, è un po' di affetto, che ne so, calore umano, insomma un po' di quel buon ton, una frase gentile, come un augurio, una roba tipo auguri tantissimi, bravo, natalizissimi, carissimissimi. Vedi che sei arrivato. Auguri ai simpatici e agli antipatici, invece no. Invece no, giusto. Buone feste lunghissime, possibilmente lunghissime, e vacanzissime, panettonissime. Tutte cose bellissime, ricercatissime. Come si fa? Come si fa? Troviamo il sistema. Vuoi fare un buco dentro al ghiaccio per vedere le belle foche che si immergono nel blu? No, le belle foche se le spazzolate tutte il mio zio bianco. Vuoi grattarti contro un pino così cascano dei pinoli che altrimenti restano su? Sì, come no? Così a Natale mi tocca mangiare pacchi e pinoli. No, guarda, ho capito che devo pensare ancora a tutto io. Ho in mente una sorpresa, una sorprendente. Panettone enorme di 300 metri quadri con all'interno un monolocale con annesso vano cottura, così dopo il brindisi ci facciamo un bello spago olio e canditi. Auguri tantissimi, odio l'aglio, natalizissimi, jingle l'alimentazione c'ha il suo perché. Auguri ai simpatici e agli antipatici, invece no. Carissimissimi, molto cari. Auguri ai simpatici e agli antipatici. Già che c'è il problema degli antipatici. Ci penserò. Ecco, bravo, pensaci te che io devo andare a mettere a posto che ho tutta la brughiera in disordine.